Amen. Pace a tutti. Pace a tutti bambini. Siete pronti per questo culto? Amen. Glória a Dio. Siete felici con Dio? Siete felici di essere qua? Non dire una bugia. Se tu non sei felice, noi faremo una preghiera per te in questo momento. Vi invito, Chiesa, ad alzare in piedi. Amen. C'è ancora qualche persona di là che stanno arrivando. Amen. Ti invito a pregare in questo momento, parlare con Dio, lasciare da parte ogni pensiero, ogni cosa che ti affligge questa sera e adorare il nostro Dio. È quello che noi siamo venuti a fare qui. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù. Padre, in un altro culto noi siamo qui per adorarti, Signore. In un altro culto noi ci riuniamo qua, Signore, nella tua presenza, Padre. Signore, non voglio, Signore, dire, Signore, che questo culto sarà un altro culto comune, Signore, ma io voglio dichiarare, Signore, che questo sarà un culto straordinario alla tua presenza, un culto, Signore, che il Signore lavorerà nella nostra vita, che il Signore parlerà con noi e che noi riusciremo ad adorarti, Signore, che noi riusciremo ad alzare la nostra voce, noi riusciremo, Signore, ad adorarti, Signore, in spirito e in verità, Padre. Padre, ogni afflizione in questo momento che c'è nella nostra mente, ogni cosa che ci distrae dalla tua presenza, Signore, cade per terra in nome di Gesù. Signore, metti i tuoi angeli, Signore, in questo luogo, metti i tuoi angeli in questa chiesa, Padre, metti i tuoi angeli, Signore, fuori, Signore, metti i tuoi angeli che lavorano in questo luogo, Padre. Padre, in nome di Gesù, Signore, che ogni cosa che viene, Signore, nella nostra mente per portarci fuori di questo tempo, Signore, per distrarci, Signore, dalla tua presenza, Padre, noi possiamo bloccare, Signore, il tuo Spirito Santo che c'è in noi, Signore, possa bloccare questa sera, Padre. Signore, che la nostra attenzione sia rivolta a te, Padre, che sei l'unico degno di essere adorato questa notte, che sei l'unico degno, Signore, di essere innalzato questa notte, Signore. Ricevi la nostra adorazione, Padre. Benedici la tua chiesa, Signore. Benedici ogni persona, Signore, che non è potuto venire perché sta male, Signore. Benedici, Signore, porta guarigione, Signore, in questo luogo, nella loro casa, in questo momento, Padre. Nel nome di Gesù, Padre. Amém, Signore. Fai un applauso al Signore Gesù. Ma non siamo crollati, perplessi, ma non siamo disperati, siamo ancora in piedi, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo siamo ancora in piedi, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo,
quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove È ciò in cui è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Persecuzioni non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in Fa passare la Bibbia. La Bibbia. Amen. La Bibbia. Amen. Voglio, prima di cantare la prossima canzone, voglio leggere un brano della Bibbia. Che dice così:
Matteo capitolo 26, dal versetto 6 al 13. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: perché questo spreco? Questo infatti si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Questo brano parla di una donna che ha versato il suo profumo senza importarsi con il prezzo che aveva pagato. Ha dato il meglio che lei aveva senza importarsi con il prezzo che aveva pagato. Io voglio dirvi una cosa questa sera, è che non importarti, non dare ascolto alle voci che ti dicono di fermarti, non dare ascolto alle voci che ti dicono che non dovresti fare tutto questo per Dio. Non dare ascolto alle voci che cercano di fermare la tua adorazione, ma versa ciò che tu hai di più prezioso ai piedi del Signore. Ci saranno sempre persone che ti diranno contro, ma il Signore aspetta da noi la vera adorazione, quella più sincera. Non importa lo sforzo che io devo fare, Signore, io lo farò per te, perché è per te. Non importa lo sforzo che io dovrò, quanto devo pagare per questo, ma io lo farò perché è per te, Signore. Una vera adorazione che non guarda il prezzo, ma guarda ciò che noi stiamo versando ai piedi di Gesù. Gesù ti chiama questa sera a versare quello che tu hai di più prezioso, non perché sto dicendo io, ma perché Lui lo merita. Non perché lo sto dicendo io, le mie parole non sono vane se tu non pensi che Dio merita la tua adorazione. La mia parola non valgono niente se tu non sai il Dio che tu servi. Quella donna ha fatto un gesto prezioso, al di là di quello che le altre persone dicevano, e ha deciso di dare il suo meglio. Quindi tu conosci il Dio che tu servi, tu sai il Dio che tu hai. Decidi di dare a Lui il tuo meglio, non dare il resto a Lui, ma dare meglio. Non importa ciò che tu hai pagato, non importa ciò che tu lascerai da parte, ma lo fai perché Lui è il tuo Dio e Lui è meritevole di questo. Arrenditi alla presenza del Signore questa sera, di a Lui che Lui è per te, dai la tua migliore adorazione a Lui, versa su di Lui il tuo olio prezioso, versa su di Lui il suo profumo, che la tua adorazione possa salire al cielo questa sera. Siamo qui per te, Gesù, noi siamo qui per te, non importa il prezzo. Sono a te Per donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui, Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno, passano il sguardo al tuo viso. Mi hai perdonato quando io t'ho visto, e tutti i miei tesori io li verserò davanti a te.
ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno, passano e sguarda il tuo viso, mi hai perdonato quando io t'ho visto, e tutti i miei timori e tutti i miei tesori io li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. Mio amato, Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Non importa, e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, tua presenza vale di tua presenza. E non importa il prezzo del profumo che ho versato,
tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più, e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più, Spirito. Questo al Signore, canti questo. Io non voglio vaso, io non voglio vaso ai tuoi piedi. Canti lui. Io non voglio vaso, io non voglio vaso ai tuoi piedi. Esistono vasi nella nostra vita che noi dobbiamo imparare a rompere ai piedi di Gesù. Cosa sono questi vasi? Sono forme di adorazione che noi possiamo dare a Dio. Esistono tanti modi in cui noi possiamo adorare a Dio e ogni giorno noi abbiamo questa possibilità, questa libertà di adorarlo in tutti questi modi. Abbiamo la possibilità di prendere questi nostri vasi di adorazione ripieni di unzione per benedire il nostro Signore e romperli davanti a Lui.
Io voglio chiederti di restare in piedi un attimo e di chiamare la nostra sorella Goia qua, che ci racconterà una piccola testimonianza con la quale capiremo uno di questi modi in cui noi possiamo adorare Dio, in cui noi possiamo rompere un vaso ai piedi di Dio. Pace sorelle, pace fratelli, pace alla Chiesa. Prima volta. Non so dove devo cominciare, però devo dire grazie al Signore e grazie a tutti. Entrando qua col cuore pieno di tutto, ma poche parole mi sono sciolta anche le cose mi stanno correndo come la pioggia, che non credevo. Mi sono rinata, in poche parole, in questa chiesa. Da poco però non credevo. A volte dico merito questo, però mi è arrivata. E preghiera di 12 giorni, mese scorso, mi è arrivata una cosa che mi ha toccato tanto. 2 giorni fa che ho detto, lo dico, non lo chiedo, però mi è arrivata proprio. Ero in fila per 4 mesi per una cosa che devo fare in ospedale. Quindi pochi giorni mi hanno chiamato, neanche 8 giorni mi hanno chiamato che devo entrare. Quindi ho detto, ma allora sono nominata da tutte quelle 4 o 28 persone che sono avanti di me, vuol dire che ho Dio vivo, che l'ho trovato qua. Grazie, mai spirituale, lo chiamo mai spirituale a volte. Pai spirituale, grazie a tutte le chiese. Vi ringrazio tutto, grazie a Dio vivo che ho trovato qua. La mia nipote Laida che mi ha portato qua, non ho più lasciato mai, anzi dicevo entro tutto, mi rompo questo vaso, entro, l'ho trovato tutto il mio percorso, quindi mi sono rinata. Chi è qua da non mollare, chi è entrata da iniziare. Quando io cerco di dare il mio cimentiero, che metto anche in portoghese adesso, mi sto coltivando troppe frutte. Credetemi, mie sorelle, miei fratelli, seminando raccogli tanto. Ho raccolto da pochi giorni tanto. Grazie. La sorella Goia mi ha chiesto non voleva neanche raccontare questa testimonianza, mi ha detto se vuoi dire qualcosa dilla te, io non voglio neanche salire là sopra a parlare, una cosa mi interessa che tu dica a Dio e alla Chiesa da parte mia, grazie. Questo è uno dei modi in cui noi possiamo rompere il nostro vaso davanti a Dio, ringraziando il Signore per tutto quello che Lui ha per noi, per tutto quello che Lui fa per noi. In questo momento canteremo ancora il ritornello di questa canzone. Io voglio invitarti a rompere questo vaso davanti al Signore. Chiudi i tuoi occhi e concentrati solo su Dio, concentrati su tutte quelle benedizioni che Lui ha dato nella tua vita, su tutto quello che Lui ha fatto o semplicemente su chi Lui è per te, e rompi questo vaso in questo momento, ringrazialo, adoralo come tu puoi, come tu sai che ti senti connessa a Lui. Tu
tu sei libero di parlare col Padre, sei libero di adorarlo, sei libero di ringraziarlo. In questo momento sfrutta di questa libertà e rompi questo vaso davanti a Lui. Rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più, e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più, e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, Ai piedi del mio amato. io rompo il mio vaso, Io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Facciamo un applauso al nostro Signore che è sempre con noi, che la sua presenza è sempre al nostro lato, ci dà la forza, ci benedice, ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Yahweh è il Dio che provvede nelle nostre vite. Amen. Io ti chiedo di sederti alcuni minuti, diamo un po' di avvisi, poi torniamo a lodare il nostro Signore. Amen. Sala di intercessione, sabato alle ore 19:30. È cominciato questo nuovo progetto, comincerà ufficialmente dalla prossima settimana, ma già questa sera c'è stata la prima serata di sala di intercessione. Cos'è questa sala di intercessione? È una mezz'ora, dalle 19:30 fino alle 20, mezz'ora prima del culto, in cui alcune persone, chi vuole, chi se la sente, può andare di lì, nella sala pastorale, a pregare. Pregare per cosa? Pregare essenzialmente per il culto, affinché Dio si possa manifestare, affinché Dio possa prendere il possedimento di questa sala e soprattutto dei cuori delle persone che sono qua dentro. Io voglio invitare tutti quanti voi che avete questa passione per pregare il Signore e chiedere il suo intervento. C'è un foglio sulla porta della sala pastorale con i vari prossimi culti, mi sembra che ci sono segnati i prossimi 5 culti, ci sono vicino delle caselle. Io vi chiedo, prendete una penna, tu che vuoi prendere questo impegno per 1, 2 o anche per tutti i culti, e scrivi il tuo nome in una di quelle caselle vuote. Non c'è un limite di persone, finché la sala tiene possono entrare tutti quelli che vogliono. E non è solo per le donne, questo è un avviso proprio
Lo so che ci rimanete con la bocca aperta, ma no, non è soltanto per le donne. Oggi c'erano solo donne, ma anche gli uomini sono molto benvenuti a intercedere per il culto. Quindi se tu dopo hai questo nel cuore, vai di là, prendi questo impegno. Non è un impegno che prendi tanto con noi, è un impegno che prendi più con Dio. Quindi se tu vuoi prendere questo impegno, vai lì, c'è questo foglio davanti alla sala pastorale, prendi una penna, segna il tuo nome, e il giorno in cui tu segnerai il tuo nome, presentati alle 19:30 per pregare per noi, perché starai pregando per noi, starai pregando per tutta la Chiesa. Amen. Prossimo avviso. Worship, pray, sabato alle ore 23. A breve avremo la nostra seconda serata, in realtà è la prima serata con John e Gabi come organizzatori di questa serata, e lascio la parola a Gabi per presentare il prossimo Worship Pray. Amen, pace a tutti. Magari molti di voi non c'erano la volta scorsa in cui è stato spiegato questo nuovo progetto, molti non hanno capito bene, quindi vi spiegherò. Worship Pray è un nuovo progetto che Dio ha messo nel nostro cuore, ce l'ha confermato, e praticamente noi ci riuniremo nel giorno in cui ci sarà ancora da definirsi, sarà sabato 25, l'abbiamo spostato, e chi vuole potrà venire da me, John. Praticamente questo incontro noi vi diamo un testo nelle settimane prima, un capitolo della Bibbia, e voi lo leggerete, lo studierete, mediterete, e su questo testo, in questo incontro, noi pregheremo e lasceremo che lo Spirito Santo ci guidi in questo momento di adorazione sul testo che Dio ci ha dato. Quindi se è qualcosa che ti può interessare, non è solo per la lode, non è solo per musicisti o cantanti, è per chiunque abbia un cuore voltato alla lode, un cuore voltato all'adorazione a Dio, un'adorazione profonda. Quindi se tu sei interessato, scrivici pure, noi vi manderemo il testo e la data e tutto. Amen. Poi l'avviso di in casa, ogni settimana abbiamo questo culto in casa, ogni volta ci teniamo a ricordarlo, semplicemente perché ci teniamo che chi è nella zona in cui viene fatto possa partecipare. Perché? Perché noi crediamo veramente che questo progetto sia un progetto di Dio per le nostre vite, per le nostre famiglie, per la salute spirituale delle nostre case. In ogni riunione Dio si manifesta, e si manifesta in un modo diverso, perché non c'è in questi culti una vera e propria parola, non c'è un vero e proprio momento della lode. Se siamo fortunati c'è qualcuno che sa suonare nella casa, ma se non c'è, pazienza, facciamo anche a meno di questo momento. Ma è un momento in cui ognuno di noi si avvicina a Dio in un modo diverso. Se qua in chiesa ci avviciniamo a Dio adorandolo insieme e ascoltando ciò che viene dallo Spirito Santo in base a chi parla sul pulpito, quando siamo in questi culti in casa, noi ci avviciniamo a Dio attraverso la nostra stessa voce, attraverso i nostri stessi pensieri, attraverso ciò che Dio mette nel nostro cuore, attraverso quello che è il nostro vissuto. È quindi un momento molto diverso da quello che viviamo qua in chiesa, e sono sicuro che tutti quelli che hanno partecipato possono confermare che lo Spirito Santo agisce anche lì, e agisce in un modo diverso, in un modo che può toccarci forse ancora di più, o comunque differentemente da come ci tocca qua. Quindi vi invito sempre, quando il culto è nella vostra zona, venite sempre contattati privatamente, personalmente, per messaggio, accettate questo invito e non perdete questa benedizione che si presenta nei culti in casa. L'ultimo avviso è ancora una volta quello della conferenza del 3 e 4 marzo, forte. E ancora questo lo ricordiamo tutte le settimane. Perché? Perché noi crediamo veramente in questa conferenza. Questa non sarà una conferenza, questa sarà la conferenza. Quindi tutte le coppie, tutte le famiglie, partecipate a questo evento. L'altro giorno, la settimana scorsa, ho preso gli uomini da parte per dargli ancora in più una parola di esortazione a partecipare. Non perché mi piace vedervi qua, certo che mi piace vedervi qua ovviamente, ma perché io credo veramente che questa conferenza sia qualcosa di fondamentale
per le vite delle nostre famiglie. Io parlo per noi uomini. Io credo veramente che questa conferenza sia una conferenza in cui noi uomini dobbiamo partecipare per ricevere una parola forte su sacerdozio. Non so se avete visto in che direzione sta andando il mondo. Qualche giorno fa a Sanremo un cantante ha preso a calci il palco, ha rotto vasi di fiori. Spero che nessuno di voi l'abbia visto, spero che io vi sto raccontando questa cosa così so che siete tutti credenti, che non guardate Sanremo, che ascoltate solamente musica cristiana, pura, vera musica cristiana, non ascoltate la musica di Sanremo e quindi non saprete di questo fatto. Vi aggiorno io perché mi è stato detto, non perché l'ho visto, veramente non l'ho visto, mi è stato detto veramente, ma questa è la direzione in cui sta andando il mondo. Perché sta andando in questa direzione il mondo? Perché nelle case manca un vero e forte sacerdozio. Come ripeto, parlo per gli uomini, ma credo che questa parola possa essere usata allo stesso modo per quanto riguarda la maternità e per le donne di questa Chiesa. Noi dobbiamo prendere in mano la responsabilità che Dio ci ha dato come capi delle nostre case, affinché noi possiamo trasformare la nostra casa e farla diventare veramente una casa che serve il Signore. Io invito ancora una volta tutti quanti voi a partecipare a questa conferenza. C'è sul gruppo della Chiesa, c'è anche l'altro banner con la programmazione, su quel banner c'è il numero della missionaria Giosiane. Se avete perso questo banner, volete il suo numero, chiamatela, è questa signora qua davanti, se puoi alzarti, Giosiane, così tutti ti vedono. Sta prendendo i nomi di chi vuole partecipare a questa conferenza, saprà darvi tutte le informazioni disponibili, ma non lasciate di partecipare. Saranno un venerdì e un sabato in cui Dio parlerà tanto a ognuno di noi per il nostro bene, per il bene delle nostre case, per il bene delle nostre famiglie e in questo modo anche per il bene di questa Chiesa. Amen. Chi parteciperà? Sulle mani. Marcos ne ha alzate 2, ma non è per tirarsi su. Ah, bravo. L'hai alzata anche per Luciana. Partecipate veramente tutti. Questa sarà una conferenza su cui basiamo tanto l'avanzamento di questa Chiesa. Se avete qualcuno che sapete che può essere interessato a partecipare, l'evento è aperto a tutti, non è soltanto per noi della Chiesa, quindi avvertiteli che c'è questa conferenza, fateli sapere tutto ciò che c'è da sapere, perché questa conferenza sarà una conferenza che marcherà, che cambierà tante vite. Amen? Amen? Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, in questo momento hai la libertà di adorare il Signore anche in questo modo. Come sempre c'è sempre la missionaria Giosiane che avete visto prima, ha una giacca rossa e nera, anche se a me non piacciono il rosso e il nero accostati, preferisco la giacca nero-blu. Ma allo stesso modo potete avvicinarvi a lei, voi che avete il desiderio di lasciare un'offerta col bancomat questa sera, lei saprà come aiutarvi. Tu che sei visitante oggi, non temere, non è qualcosa che riguarda te, non ti preoccupare, ma tu che sei parte di questa casa, tu che credi che questa casa sia una casa in cui Dio ancora agisce, ancora fa miracoli, come abbiamo sentito nella vita della sorella Goia, e ancora salva anime, in questo momento è la libertà di aiutare all'avanzamento di quest'opera del Regno di Dio. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte, Signore. Io ti chiedo di consacrarle a te, Padre, perché Dio possano salire a te come un'offerta, Signore, come un'adorazione, Signore, come un vaso che noi rompiamo ai tuoi piedi questa sera. Dio, attraverso questa preghiera io ti chiedo di benedire ogni persona qua presente oggi, Signore, che la tua mano, che il tuo amore, la tua pace, la prosperità, la misericordia sia sulle case di tutti quanti noi. Io ti prego per questo nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen.
vestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e quel che è in me si prostra in adorazione.
questo momento per ascoltare la sua parola. Attraverso l'adorazione ha fatto scendere la sua gloria su di noi e ha preparato un terreno fertile dove poter mettere un buon seme. Quindi io in questo momento ti chiedo, ti invito a sederti, a prepararti per quello che Dio ha preparato per la tua vita questa sera. Non uscire di qua oggi come sei entrato. Sforzati affinché Dio possa trovare quella breccia, affinché Dio possa trovare quel posto nel tuo cuore, quel posto nella tua mente che ha bisogno di ricevere una cura spirituale questa sera. Prima di lasciare la parola al presbitero Sandro, già lo invito qua, che oggi ci porterà la parola, voglio presentare i visitanti di questa sera. Vi chiedo scusa per la pronuncia, so che probabilmente sbaglierò. C'è con noi Joyne, giusto? Più o meno, che è di dietro. E Gilson, Vanessa, Ivonia e Lorena, sempre là dietro, loro sono amici del nostro fratello Leonardo, Aline. Cosa può dire la Chiesa a tutti quanti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Il nostro desiderio è sempre per le persone che ci visitano la prima volta, ma in realtà per tutti quanti noi, che possiate tornare a casa con un po' di questa presenza, con un po' di questo Spirito Santo che è qua questa sera in mezzo a noi. Presbitero Sandro. La pace del Signore a tutti, amen. Lo so che c'è freddo, ma lo Spirito Santo vi scalderà sicuramente i vostri cuori. Faccio una preghiera, fratelli. Padre Santo, in questo momento ti chiedo di svuotare me stesso, Signore, di entrare tu con la tua voce, con la tua potenza dentro di me per poter dare la tua parola, Padre. Che qui questa sera puoi agire tu liberamente e che lo Spirito Santo possa entrare nel cuore dei miei fratelli in nome di Gesù. Amen. Puoi mettere il banner, Alex? Vi confesso che la parola che voglio dare questa sera è veramente tanto tempo che volevo darla, molto tempo, ed è venuto il momento di dare questa parola. Gloria a Dio. La parola che darò si tratta di l'allenamento del buon cristiano. Perché l'allenamento? Perché io ho fatto per 20 anni l'atleta. Chi non lo sa, io ho fatto per 20 anni atletica, correvo a livello regionale e vi dico una cosa che ho imparato, che non si raggiunge nessun risultato senza allenamento. Nessun risultato, non puoi inventarti nulla. Senza allenamento non puoi fare nulla. Io non sono mai arrivato primo, perché sicuramente ci sono tanti talenti fisici, ma l'allenamento del buon cristiano non guarda il fisico, guarda lo spirito. E allora volevo comparare l'allenamento fisico con l'allenamento del buon cristiano. Se puoi mettermi Primo Corinzi, capitolo 9, dai versetti 24 al 27. È un capitolo che è stato letto parecchie volte, tanti pastori hanno già letto, sicuramente. Volevo solo approfondire. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio.
correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. La cosa interessante è che qui dice una cosa molto interessante, che qui tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Qui sta dicendo che noi non siamo esonerati dall'allenarci, perché loro, quelli che corrono nello stadio, corrono per ricevere un premio corruttibile, cioè la coppa. Noi un premio incorruttibile, cioè il premio della vita eterna che ci è stata promessa da Gesù Cristo. Ma qui dice che non siamo perché facciamo una corsa spirituale che non dobbiamo allenarci. No, dice che dobbiamo allenarci. È un obbligo allenarci. Quando ci sono delle persone che cadono per causa di problemi nella nostra vita e non si rialzano più, è perché non erano preparate. Noi dobbiamo prepararci, fratelli, dobbiamo allenarci, perché i problemi arriveranno. Le tempeste sbatteranno forte contro le vostre vite e noi dobbiamo essere pronti per combattere queste tempeste. E qual è allora l'allenamento che un buon cristiano deve fare? È facile e penso che molti di voi lo sanno. È pregare, digiunare, leggere la Bibbia, ascoltare la parola, partecipare ai raduni, ai culti, aiutare i fratelli vicino a voi, quelli vicino a casa vostra, aiutare e servire i fratelli in chiesa, nella casa del Signore, avere sempre una buona parola e sostenere chi è nel bisogno. Questo è l'allenamento quotidiano del buon cristiano. Se puoi mettermi Marco 12, Alex, versetti 30 e 31. In Marco 12 troviamo: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Il buon cristiano deve allenarsi per fare del bene al prossimo. E Gesù dice oltretutto: amate i vostri nemici e perdonate. Perciò l'allenamento deve essere completo, non deve andare a pezzettini. Dovete fare ciò che Gesù ci ha detto di fare. Un'altra cosa che dobbiamo fare come cristiani per prepararci è obbedire alla voce di Dio. Obbedire alla voce di Dio. E vi dico una cosa, fratelli, che è urgente. Questa cosa di allenarsi è urgente. Deve cominciare adesso.
non è dopo, è adesso. Per iniziare ad allenarti devi decidere di farlo, devi decidere di cambiare stile di vita. È come quando uno deve andare a fare una dieta dimagrante, deve cambiare cibo per dimagrire e lo deve fare tutti i giorni. Deve cambiare abitudini, deve cambiare scelte. Allenarsi è un combattimento contro noi stessi e l'allenamento riflette la tua vita. Ti senti allenato abbastanza? Sei pronto per la gara? O sei preoccupato di fallire? Come possiamo noi cristiani superare le nostre insicurezze e correre il nostro meglio per Dio? Come possiamo fare? Le necessità che noi abbiamo di allenarci sono diverse per ognuno di noi. Noi non possiamo allenarci tutti alla stessa maniera, no, perché ognuno è speciale per Dio e ognuno ha il suo tipo di allenamento. E se sei insoddisfatto di ciò che stai facendo per Dio, cambia il tuo allenamento. Dobbiamo avere autostima e sentirci nella direzione giusta, correndo insieme agli altri, perché noi non siamo soli, noi corriamo insieme. Devi concentrarti nella soddisfazione di allenarti per Dio. Questo è per la tua salvezza. È per la tua salvezza. Allenarsi spiritualmente non deve essere una costrizione, ma deve essere un piacere. Tu non puoi andare con Gesù se non credi nella sua promessa. Ti deve piacere allenarti, correre e vincere la corona della vita. Puoi mettermi Giacomo, capitolo 1, versetto 12, Alex? Giacomo dice così: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Alleluia. Alleluia. Se io tento di allenarmi e non riesco a proseguire, come avrò la motivazione per allenarmi ancora? Perché uno può anche fermarsi, sbagliare. Dobbiamo darci degli obiettivi, dobbiamo leggere, dobbiamo pregare, dobbiamo studiare, dobbiamo frequentare la chiesa, dei corsi, dobbiamo cantare, dobbiamo lodare, ascoltare. Fai una prova, fratello, fai una prova, prendi coraggio, allenati insieme a qualcuno, impara già da chi sta già correndo. Se tu non sai come fare, chiedi a un tuo fratello, vai con lui, prega con lui, leggi con lui e correrai insieme a lui. L'essenza dell'allenamento è mettere la tua mente da parte e lasciare che il tuo spirito debba fare ciò che lui è stato preparato per fare dentro di te. Tu devi lasciare che lo spirito agisca dentro di te quando ti alleni, quando leggi la Bibbia, cioè devi lasciare che lo spirito entri in te. L'allenamento, fratelli, è uno stile di vita. Gesù ci ha proposto
nostri sforzi di allenarci per Cristo portano dei benefici nella nostra vita, allora noi inizieremo a mangiare meglio, inizieremo a capire meglio, inizieremo a vedere meglio, inizieremo a parlare meglio e riusciremo ad avere più forze per sforzarci, per raggiungere quello che Gesù ci ha promesso. Questo è quello che fa di noi un vero atleta di Cristo. Amen, fratelli, mi state seguendo? Gloria a Dio. Alleluia. Ci sono volte, e mi è capitato tantissime volte a me, che un atleta si fa del male, si sloga una caviglia, cade per terra, batte un ginocchio e non riesce più ad allenarsi come prima perché gli fa male, deve aspettare un tempo di guarire, no? Deve aspettare. Ma io cosa ho fatto quando mi allenavo? Cosa facevamo? Cosa ci diceva l'allenatore? Vieni in palestra, lo stesso, anche se ti fa male, tu devi muovere gli altri arti, quelli che non ti fanno male, devi continuare ad allenarti. Non lì perché devi guarire, ma gli altri arti possono tenere la tonicità del muscolo, perché così quando tu sei guarito puoi ricominciare ad allenarti di nuovo e sei già pronto. Lo stesso è per il cristiano che si allena, fratelli. Sicuramente arriveranno dei problemi che ti costringono a fermarti. Cambi lavoro, cambi orari di lavoro, non puoi andare in chiesa. Ci sono tanti problemi che bloccano il tuo allenamento e non con questo tu puoi dire non mi alleno più. No, tu vai avanti ad allenarti con te stesso. Tu puoi leggere la Bibbia, puoi seguire il culto via internet, puoi chiamare un fratello a casa tua, leggere la Bibbia insieme a lui, avere comunione con quelli che stanno già correndo, sapendo che tu in quel momento non puoi farlo, ma stai vicino a qualcuno, continua ad allenarti, così dopo sarai pronto per allenarti nuovamente. C'è un'altra cosa che l'atleta fa prima di allenarsi, è bellissima sta cosa qua. L'atleta prima di allenarsi si spoglia, toglie tutte le cose pesanti che lui ha, la giacca, le scarpe, e lui si mette le scarpe da ginnastica, pantaloncini corti e canottiera e dopo va a correre. Adesso sto parlando di atletica, poi ogni sport ha le sue motivazioni. Ma questo cosa mi fa pensare, fratelli? Che anche l'atleta di Cristo si deve spogliare di tutte le cose negative che lui ha dentro la sua vita. Devi spogliarti dei tuoi vizi, devi spogliarti dei tuoi problemi, dei tuoi pensieri sbagliati, devi toglierli questi pensieri in modo di poterti allenare bene. Gloria a Dio. Nella corsa per la salvezza dobbiamo vivere con allegria, lavorando e facendo le cose per Cristo, divertendoci. Dobbiamo essere allegri quando ci alleniamo per Cristo, essere soddisfatti di ciò che facciamo e senza guardare quello che gli altri ci dicono. Devi fare del tuo allenamento un piacere, un divertimento e una necessità della tua vita. È per la tua salvezza, fratello, è per la tua salvezza, poiché tu quando ti alleni hai un compagno che è con te tutti i giorni ed è Gesù. Lui è il tuo allenatore. Alleluia, fratelli. Alleluia.
moglie lo sa. Provate a pensare che in 7 giorni mi allenavo 5 giorni, uno riposavo e l'altro c'era la gara. 5 giorni di allenamento continui, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. È difficile. L'allenamento è difficile, è una sofferenza. Ma arriva il premio, che tu devi raggiungere il tuo obiettivo. È come scalare una montagna, fratelli. Uno vede una montagna altissima e gli dice io voglio arrivare là, e fa una fatica ad arrivare su. Quando arriva su si è dimenticato di tutta la difficoltà che ha fatto, perché è arrivato in cima. È veramente bello. Comunque allenarsi è una sofferenza, si fa fatica, e non tutti quanti noi siamo nati per allenarci allo stesso modo. Come dicevo prima, ognuno è nato con un dono proprio che Dio gli ha dato, e non è detto che il più forte arrivi prima, non è detto, ma ognuno è salvo in base a ciò che Dio gli ha donato. Dio ti ha donato qualcosa ed è tramite questo dono che tu avrai la tua salvezza. Amen, fratello. Gloria a Dio. Nel fare un nuovo percorso noi abbiamo sempre paura. Quando dobbiamo fare qualcosa di nuovo abbiamo paura. Il cuore batte forte e pensiamo io non arriverò mai là, non ci arriverò mai. Ma la paura e i pensieri negativi provocano una carica negativa che noi dobbiamo trasformare in positivo. Perciò noi dobbiamo essere preparati per ciò che si presenterà davanti, per i problemi che arriveranno. Dobbiamo essere preparati. Quando noi ci alleniamo, quando noi preghiamo, quando noi digiuniamo, si presentano dei problemi e noi dobbiamo essere preparati per affrontare questi problemi durante l'allenamento. E la miglior cosa che noi dobbiamo fare per superare queste difficoltà è di essere preparati per prepararci. Sembra una cosa strana, fratello, ma noi ci stiamo allenando e ci sono cose che interferiscono sul nostro allenamento per farci desistere. Ma se noi siamo preparati a queste cose, possiamo andare avanti a prepararci. Amen. Gloria a Dio. Dobbiamo sapere che i problemi arriveranno. Arriveranno i problemi, fratelli. Ma noi dobbiamo essere già pronti e preparati per sconfiggerli. L'allenamento cristiano ci aiuta a sopportare e a vincere situazioni difficili della nostra vita, situazioni brutte che ci colpiscono ogni giorno. Ecco perché non serve a niente fuggire dall'allenamento, perché che tu ti alleni o no, i problemi arriveranno. L'allenarsi è fondamentale per la tua salute. Fondamentale per la tua salute e per la tua salvezza. E allenarsi non è un'ora, non è un minuto, è sempre, tutti i giorni. Lo stile di vita che ci ha proposto Gesù è uno stile di vita indispensabile per il cristiano. Stai correndo, ti fa male allenarti, stai male quando ti alleni, ti senti un fallito e non riesci. Se sei in questa condizione, cambia modo di correre, cambia allenamento, organizza il tuo tempo in un altro modo. Se
non hai tempo in quel momento lì, cambia l'orario, datti degli obiettivi, parla con qualche fratello che magari ha già provato certi allenamenti e lui ti può indicare: no, fai così, magari telefonami, parliamo, leggiamo la Bibbia. Se trovi difficoltà ad allenarti, chiama un fratello che sta già correndo. C'è stato un uomo che ha corso una maratona con una gamba sola. Voi non lo sapevate? C'è un uomo che ha corso una maratona 42 km con una gamba sola e gli hanno fatto un'intervista e lui ha detto: percepisco come la nostra mente con le giuste motivazioni è forte, è impressionante e incredibile. Quest'uomo aveva una volontà di arrivare con una gamba sola e ci è arrivato. I motivi che ci portano a correre per Dio sono tanti, sono molti, ed esiste una ragione che è una ragione di vita e di morte, ed è per fede, fratelli, è per fede questo. Com'è la tua fede, fratello? Ti senti un po' così? Esistono persone più deboli di te che riescono a raggiungere un livello di intimità con Dio molto grande. Ma anche tu, con la giusta motivazione e aiuto, riuscirai ad avvicinarti a Dio. Devo ripetere, fratelli. Amen. La giusta motivazione ti darà la forza di camminare con Dio. Amen. Alleluia. Prima dicevamo, quando abbiamo letto il capitolo dei Corinzi, che ci sono quelli che si allenano per la corona corruttibile e quelli per la corona incorruttibile, che sono cristiani a livello spirituale. Quelli che vincono la coppa, ce n'è uno solo, perché tutti si allenano, tutti corrono, ma solo uno vince, c'è scritto. Noi no, fratelli, noi tutti corriamo e tutti noi abbiamo la possibilità di raggiungere la vita eterna, tutti, con la giusta motivazione. Amen. Alleluia. Non esiste un modello di atleta, poiché ogni atleta è unico e speciale. Sta a noi il modo giusto per correre. Vi volevo spiegare solo una piccola cosa. Mi era venuto in mente dell'esercito romano e dei legionari. Il legionario aveva 4 punti di forza. Lui marciava, portava i pesi, faceva l'accampamento e combatteva insieme ai suoi commilitoni. Questo era il legionario, perché i legionari dei romani si allenavano tanto, quasi fino allo sfinimento, ma si allenavano insieme e combattevano insieme. Erano una potenza perché combattevano insieme. Se noi dobbiamo paragonare i legionari ai cristiani, marciare è
come leggere la parola di Dio. Portare i pesi è aiutare i propri fratelli. Fare un accampamento è pregare, è servire. L'accampamento è servire. E combattere insieme è pregare insieme. E come mai l'esercito romano era così temuto? Perché i legionari avevano una disciplina, un autocontrollo molto forte e avevano un notevole coordinamento collettivo. Avevano gli scudi, non so se vi ricordate la testuggine, avevano gli scudi davanti, gli scudi ai fianchi e gli scudi di sopra, e nessuna freccia poteva batterli, nessuna. E loro erano insieme, uniti sulla linea di battaglia, proteggendosi l'uno all'altro. Noi cristiani dobbiamo proteggerci l'uno con l'altro. Dobbiamo proteggerci l'uno con l'altro. Tu sai di essere un atleta in questo momento? Tu lo sai? Ti stai già allenando? Sei qua in chiesa? Ti stai già allenando? Noi siamo un miracolo di Dio, fratelli. Noi che veniamo in chiesa siamo un miracolo di Dio. E sono pochi coloro che fanno di Gesù la loro vita. Sono pochi. E noi siamo speciali. Siamo speciali perché siamo pieni di Spirito Santo. Tu che sei qui in chiesa adesso sei pieno di Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Tu sai che il tuo allenatore è Gesù. Tu lo sai. E lui ti insegna, ti dice cosa fare, ti suggerisce quale direzione prendere. Tu devi prepararti per andare in cielo, fratello. Ascolta Gesù. Ascoltare Gesù è fondamentale se vuoi veramente vincere questa gara. Devi allenarti duramente. E non è un allenamento comune quello che stiamo facendo noi cristiani. Quello che tu stai facendo, pregando, digiunando, aiutando i fratelli, non è un allenamento comune. Non è come allenarsi in una gara terrena. Non è un allenamento umano quello che stiamo facendo noi, ma è di Dio. È di Dio. È un allenamento straordinario, è un allenamento super. È rivoluzionario perché ti salva la vita, ti cura. Metti in pratica ciò che hai. Metti in pratica ciò che sai. Mettiti in azione. Se tu non ti metti in azione, non succederà nulla. Non succederà nulla. E non hai scuse. Non ci sono scuse se non ti metti in azione. Non ci sono scuse. E non domandarti perché non succede niente nella tua vita se tu non fai niente. Non lamentarti di quello che succede nella tua vita se non metti in azione l'allenamento di Cristo. Non lamentarti. Agisci ora. Ora devi agire. Lasciati trasformare e lo straordinario di Dio accadrà nella tua vita. Proverai cose che non hai mai provato, riceverai emozioni che non hai mai avuto. Dio ti sta preparando per la vittoria. Alleluia. Il tuo team è composto da 3 allenatori. Alleluia. Padre, Figlio e Spirito Santo. Sono degli allenatori formidabili, fratelli. La tua
imbattibile, invincibile. Potenza, leone e fuoco. Potenza, leone e fuoco. Gloria a Dio. Gli allenatori più forti della terra. Gli allenatori più forti della terra, imbattibili. Dio ti sta già preparando, fratello. Ascolta i tuoi allenatori. Preparati alla corsa. Preparati alla battaglia. Perché arriveranno battaglie pesanti per la tua vita. Preparati. Chi cade a terra e non vuole rialzarsi non riuscirà a raggiungere la vittoria. In questo mondo di malvagità, in questo mondo di perversione, non c'è spazio per la tenerezza, non c'è spazio per la debolezza. Solo i duri e i forti possono definirsi figli di Dio. Quelli che resistono alle insidie della carne, alle insidie del male. E se non hai più forze, chiama Dio, chiama Gesù, chiama tuo fratello. Se ti senti abbattuto, chiama tuo fratello che ti venga ad aiutare. E una mano sempre ti rialzerà dal pozzo in cui tu sei caduto. Chiama Dio. Rimani, fratello, rimani in linea con me sul campo di battaglia. Rimani con me, marcia con me, porta i pesi insieme a me, prega con me. Uniti siamo più forti e vinceremo insieme, io con te e tu con me. Amen, fratelli. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera. Padre, in questo momento io ho dato la tua parola. Io ti chiedo, Padre, in nome di Gesù, che le persone che hanno ascoltato questa tua parola, Signore, possano portare questa voce dentro il loro cuore e possono agire in questo momento per poter allenarsi, per ricevere una corona, la corona della vita eterna che tu hai promesso, Padre. Che noi possiamo rinforzati dalla tua presenza ogni giorno, che noi possiamo essere ripieni del tuo Spirito Santo, che il tuo Spirito Santo possa agire in noi e che noi possiamo cambiare le nostre abitudini, cambiare i nostri modi di fare per poter crescere, per poter avere tranquillità e serenità nella nostra vita, per poter correre con te, Padre, per poter allenarci insieme con te e fare il nostro meglio su questa terra e aiutare i nostri fratelli. Ti ringrazio, Padre, ti ringrazio di tutto quello che tu hai detto questa sera e chiedo una benedizione per tutte le persone che qua stanno ascoltando e per chi sta ascoltando anche da YouTube o dalla televisione, che chi sta guardando. Chiedo una benedizione speciale per tutti, che Dio possa benedirvi, fratelli, e possa donarvi una pace e una forza per poter superare le vostre difficoltà. E io chiedo questo in nome di Gesù. Amen. Il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e il tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per
sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorare. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, per adorarti, per adorarti. Salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Chi sei io? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io
dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, per adorarti. Sai, quando il presbitero Santo stava predicando, mi sono ricordata di una cosa. E mi sono ricordata che ho un desiderio molto forte di iscrivermi in palestra. Io ho sempre voluto iscrivermi in palestra, ma io ho una paura. Ho una paura perché io so che io comincerò la palestra e dopo non ci andrò più. Quanti di noi hanno cominciato la palestra e non ci hanno andato più? E io stavo pensando lì, quando il presbitero Santo ha detto che i nostri allenatori, noi abbiamo degli allenatori che sono pronti ad allenarci. Ma io ho pensato una cosa, questi allenatori, tutto farà effetto se noi ci presentiamo all'allenamento. Se io mi iscrivo nella palestra e non mi presento sulla palestra, non avrà nessun effetto su di me, non cambierà niente, non diventerò forte, non dimagrirò, non succederà niente. E io ho sempre pensato, wow, se potessi pagare qualcuno per venire qua a spingermi dal letto e dire tu devi andare e trascinarmi fino alla palestra. Ho detto, vorrei tantissimo che esistesse una persona che mi venisse a fare questa cosa. Io stavo pensando, sai, tante delle volte che noi non ci presentiamo al nostro allenamento, sai, tante delle volte che noi non ci presentiamo per essere trasformati, per essere allenati dallo Spirito Santo, da Dio, da Gesù. Sai quante delle volte noi siamo addormentati e non ci presentiamo alla palestra. Ma al contrario di quello che io non posso pagare qualcuno, noi abbiamo Gesù Cristo, noi abbiamo Dio e noi abbiamo lo Spirito Santo, che quando noi urliamo per Lui, Lui viene, ci spinge e dice io ti aiuto a rialzarti ancora una volta, io ti aiuto ad allenarti ancora una volta, ma tu devi urlare di Lui. Se tu non riesci a presentarti davanti alla presenza del Signore, se tu non hai forza per raggiungere la palestra, se tu non hai forza per rialzarti, urla lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è lì pronto a spingerti dal letto e dire è ora di allenarti, è ora di allenarti. E noi abbiamo cantato questa canzone, Padre dammi un cuore puro, dammi un cuore che... Questa canzone è un nulla allo Spirito Santo. Io volevo invitarti ancora a cantare ancora una volta questa canzone e a dichiarare al tuo Padre, Padre trasforma, vieni Signore, spingimi dal mio letto in questo momento dove mi sono addormentata e dove io desidero fare ma non ci riesco ad alzarmi da qua. Lo Spirito Santo è pronto a farti rialzare da questo letto e a farti allenarci ancora una volta. Padre dammi un cuore puro. Tu puoi cantare questo Spirito Santo. Lui è pronto per cambiare, Lui è pronto per spingerti e farti camminare, allenarci ancora. Padre dammi mani pure, Padre dammi mani, alzerò verso il cielo per adorarti. Padre dammi un cuore puro, Padre dammi un cuore che ricerca
grande applauso al nostro Signore per concludere questo culto. Dio ha parlato molto chiaro questa sera. Non aspettarti che la tempesta non arriverà nella tua vita. Non aspettarti che il deserto non arriverà nella tua vita, perché arriveranno e arriveranno forti. Ma in nome di Gesù noi saremo pronti a ribattere questa tempesta, noi saremo pronti a passare questo deserto. Amen. Amen. Ci sono compleanni, ci sono stati compleanni questa settimana. Qualcuno ha compiuto gli anni l'ultima settimana. Nessuno ha compiuto gli anni l'ultima settimana. Va bene, so che la settimana prossima avremo dei festeggiamenti, perché so chi compie gli anni questa settimana, ma ancora questa settimana non abbiamo nessuno da far passare la vergogna di venire qua sopra. Visto che ho un po' di tempo, potremo cantare un tanti auguri così a caso. Niente, tanti auguri a caso. Non andate via dopo, c'è la cucina, oggi c'è piadina se non sbaglio. State qua, mangiamo qualcosa insieme, passiamo un momento di comunione. Preghiamo il Signore, chiediamo di benedire la nostra vita, chiediamo di benedire le nostre case, le nostre famiglie, chiediamo di benedire questa settimana che sta per arrivare. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, di mettere la tua mano, come è stata qua su di noi questa sera, portandoci la tua presenza, portandoci la tua gloria, portandoci il tuo Spirito Santo in mezzo a noi. Io ti chiedo, Signore, che tu possa metterlo su ogni casa, Signore, di ogni persona qua presente. Che, Signore, questa tua presenza, che, Signore, questo Spirito ci accompagni, che questa gloria, Signore, ci fortifichi ogni giorno, che questa settimana possa essere una settimana benedetta nel nome di Gesù. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo del nostro Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Che Dio ti benedica in nome di Gesù.